Volta è uno scoop sensazionale. Ognuno col suo stile firma, col suo nome che intenzione, la condivisione. Il pezzo è pronto da pubblicare. Seguo la notizia perché tutto è importante. Per questo giornale mai nessuno è distante. Sei con noi Gesù. Un servizio per scoprire la verità che con la vita faccio diventare realtà, perché noi seguiamo te. Seguo la notizia perché tu sei importante, per questo giornale mai nessuno è distante. Sei con noi Gesù. Un servizio per scoprire la verità che con la vita faccio diventare realtà, perché noi seguiamo te, noi seguiamo te. Ciao a tutti e benvenuti a questa edizione straordinaria della Festa degli Incontri. Ringraziamo la CR Rock che ogni anno ci aiuta a festeggiare con tantissima gioia e anche a rendere la Festa degli Incontri ancora più speciale. Eh sì, Benedetta, la festa di quest'anno è proprio speciale perché non festeggiamo in un solo posto, ma in tutte le parrocchie della diocesi. Noi oggi siamo in collegamento dalla parrocchia di Cordignano e guarda caso anche qui ci sono i ragazzi della CR che hanno festeggiato la festa degli incontri. Allora proviamo a chiedere loro cosa hanno fatto questa mattina. Vediamo, dai Natalie, vieni qua. Ma allora, cos'è che abbiamo fatto questa mattina? Abbiamo giocato? Sì, abbiamo giocato. Ma che giochi abbiamo fatto? Abbiamo fatto giochi da giornalisti, tipo abbiamo portato le notizie, abbiamo raccontato, abbiamo scovato una notizia bellissima. Wow! Ma quindi proprio come dei veri giornalisti? Vero? Va bene, grazie Natalie, vai pure. E beh, proviamo a chiedere anche qualcos'altro, no? Chiamiamo qualcun altro? Sì, dai, vediamo. Noel, vuoi venire tu? Vieni qua. Ma siete andati anche a messa questa mattina? Sì. Ma e quindi avete incontrato l'amico più speciale Gesù? Sì. Wow! Ma hai anche letto una preghiera? Non importa. Sicuramente uno di voi avrà anche aiutato nella preparazione e nella celebrazione della messa, vero?
Ecco. Va bene, grazie. Grazie. Ma sai, Anna, che io scommetto che tutti i ragazzi che ci stanno vedendo dalle altre parrocchie, anche loro questa mattina hanno fatto gli stessi giochi e sono anche andati a messa a incontrare Gesù. Quindi è proprio come se avessimo festeggiato tutti insieme. Pensa. Wow, che bella notizia, Benedetta. Ma scusa, io qui vedo ragazzi che non conosco, però forse c'è una persona che ho visto anche altre volte. Ma tu sai chi è? Ma Anna, ma certo, ma è Enrico, è il presidente dell'Azione Cattolica di Vittorio Veneto. Beh, ciao ragazzi, ciao a tutti i ragazzi della CR della Diocesi di Vittorio Veneto. Questa mattina ho sentito che siete andati tutti a messa e quindi buona festa dell'Ascensione, perché oggi festeggiamo l'Ascensione, quindi Gesù sale al cielo. Noi però non è che stiamo proprio tutto il giorno adesso, da qua in avanti, con gli occhi al cielo a vedere Gesù su. Il nostro pensiero resta Gesù su, però la nostra attività, il nostro vivere resta qui. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa speciale che già sapete, portare come bravi giornalisti la buona notizia di Gesù. E come si fa? Bisogna prepararsi, e dove ci si prepara? Ovviamente alla CR. E cosa si fa per andare alla CR? Si rompono le scatole. A chi? Ai parroci, ai genitori, agli educatori, che aprano i centri parrocchiali, che ci portino in giro, che ci portino a fare esperienza di gruppo insieme, e per formarci, per stare insieme, per divertirci e soprattutto per portare questa, sempre da bravi giornalisti, questa bella notizia di Gesù a tutti. Questo è il mio augurio per questa bellissima giornata, che tutto sommato ancora regge come sole, quindi il sole ci sorride a tutti voi ragazzi e noi siamo tutti contenti. E un augurio di buona festa a tutti. Allora ringraziamo il nostro presidente, avete sentito? Intanto ci ha detto che dobbiamo essere dei giornalisti bravissimi e poi ci ha detto anche di rompere le scatole, ma in senso buono, mi raccomando. Ma sai Anna che secondo me c'è anche un'altra persona molto importante che non voleva assolutamente mancare la nostra festa e ci ha inviato un messaggio? Sì, Benedetta, è il nostro vescovo Corrado. Sentiamo cosa ha da dirci. Carissimi bambini e ragazzi della CR, ho accolto con vera gioia l'invito a rivolgervi questo breve video oggi in cui siete raccolti per la festa degli incontri nelle vostre parrocchie. So che il tema che state affrontando è molto bello e anche molto impegnativo, il tema di essere comunicatori di notizie buone, come dei bravi giornalisti che vedono, osservano, fanno discernimento sulle notizie e diffondono notizie vere ma anche costruttive che aiutino le altre persone a cogliere il senso di quello che vivono, a nutrire sentimenti di fiducia e di speranza nella vita. È molto importante saper comunicare speranza anche attraverso quello che noi diciamo, quello che facciamo, quello che noi raccontiamo. Molte volte questo non succede e vengono diffuse purtroppo soltanto notizie che deprimono l'animo e il cuore di chi le ascolta. Io credo che sia molto importante che un bambino, un ragazzo impari fin dalla giovane età diffondere notizie buone, cogliere i fatti belli, i fatti di Vangelo che esistono attorno a noi. Non è vero che non ci sono, occorre vederli, raccoglierli, saperli raccontare e soprattutto, diciamo la verità, saperli vivere anche noi. Allora diventeranno davvero credibili. Buona festa degli incontri, buona sfida per diventare comunicatori di notizie buone che nutrono il cuore di speranza.
un caro saluto e la mia benedizione a tutti voi. Ragazzi, quante belle cose che ci ha raccontato il nostro vescovo. Mi raccomando, non dimentichiamoci di essere comunicatori di belle notizie ricche di speranza. Wow! Un aereo di carta? Ma c'è scritto aprimi? Apriamo? Apriamo. Con un messaggio? Un messaggio per noi? Leggiamo? È arrivato il momento di diffondere le belle notizie. Anna, io non ho capito niente. Non so come potremmo fare. Non lo so. Ho un'idea. Proviamo a chiamare la commissione, sicuro ci aiutano. Sono d'accordo con te. Ok, li chiamiamo? Certo. 1, 2, 3. Commissione! Abbiamo bisogno di voi! Allora ragazzi, noi andiamo a cercare le belle notizie e fate voi, ciao! Sembrava un'impresa disperata. Anna e Benedetta non sapevano né quali fossero le belle notizie da diffondere, né chi avesse inviato a loro quel messaggio misterioso. Per questo motivo decisero di rivolgersi direttamente alla commissione ACR Vivi, altamente competenti reporter di Vittorio Veneto. Un gruppo di giornalisti molto qualificati che raccoglievano notizie non solo dalla diocesi di Vittorio Veneto, ma da tutto il mondo. Sicuramente sarebbero stati in grado di aiutare le ragazze a portare a termine questa importante missione. Dopo qualche ricerca, i giornalisti della commissione ACR-VV credevano di aver trovato delle notizie sensazionali. Ragazzi, ce l'ho. Ho la notizia bomba, così usciamo domani e facciamo un successone. Avete presente Filippo Magnini? Sì. Il nuotatore che stava con Federica Pellegrini, si è sposato in segreto. Cioè, guardate che qua le femmine, il gossip, tutto è una bomba. Ma scusa, sei in segreto, tu come fai a saperlo? Cioè, abbiamo le nostre fonti, ragazzi. Google, l'ha detto Google. Ma dove sta la segretezza allora? Ma questa la chiami una notizia? Ma ve la do io una notizia straordinaria. Fedez e la Ferragni hanno comprato la loro prima casa insieme. Solo che non ho ben capito in quale zona di Milano, però indagherò. Intanto facciamo l'annuncio, così creiamo un po' di suspense nei lettori. Scusa, ma non puoi dirci una notizia a metà? Vi do io una notizia da principi. Lo sapevate che William e Harry non vanno più d'accordo? Ma dai, Gloria, ma che notizia è? La sanno tutti. Cioè, vivi su Marte, secondo me. Comunque, vi do io una notizia sensazionale. Mercoledì hanno rubato un camion di lampadine. Insomma, la polizia brancola nel buio. Ma questo sarebbe il giornalismo d'oggi, incredibile. Un aereo, c'è arrivato un aereo. C'è scritto aprimi, lo apriamo? Ragazzi, c'è una nostra foto. Ma che bella. Sembra fatta ieri. Beh, l'abbiamo fatta ieri. Comunque mi chiedo cosa significhi questa fotografia. Ci sono. Noi siamo belli come le nostre notizie. È semplice. Dobbiamo avere un ammiratore segreto, per forza. Ma che ammiratore segreto? Secondo me è un paparazzo che vuole riprendere la CRVV all'opera. Ma secondo me tu sogni troppo. Comunque, secondo me è una persona davvero, davvero importante. Ma ragazzi, non avete capito niente? Gli aerei ve li ho inviati io. È la vostra missione.
Ma infatti noi abbiamo trovato delle notizie davvero sensazionali per l'edizione di domani. Certo, sensazionali. La coppia, i Ferragnez, i reali d'Inghilterra, Filippo Magnini, notiziona segreta, ma per piacere, ragazzi. Beh, ma ci faranno guadagnare un sacco di like. Ah, adesso ho capito. Ci hai mandato la foto perché vuoi che la postiamo. Secondo me siamo ancora fuori strada. Ciò che vuole dirci il nostro caporedattore Don Paolo è che ognuno di noi è la bella notizia, la buona notizia. Diciamo che Alberto è sulla buona strada. Quasi completamente ragione, ma diciamo che ha anche ragione. Sì, la buona notizia siete voi, ragazzi. Certo che c'è ancora un po' di strada da fare, perché per portare buone notizie bisogna abituarsi a leggere buone notizie. E ce n'è una che vale più di tutte, che è il Vangelo di Gesù. E quello è la buona notizia per eccellenza. Ma allora il Signore Gesù è proprio speciale. Ma quindi anch'io posso diffondere queste belle notizie? Con il microfono posso dirti assolutamente sì. Tu, Gloria, Giulia, Alberto, Davide, Daniele, Anna, Benedetta, Natalie, Noè, tutti possiamo diventare annunciatori di buone notizie, comunicatori di buone notizie, messaggeri di buone notizie. Perché ce l'ha detto oggi Gesù, andando in cielo ci ha detto: andate in tutto il mondo a portare buone notizie. Ma è difficile, ma dobbiamo farlo da soli? Mi sa proprio di no. State pensando quello che sto pensando io? Sì. 2, 1. Abbiamo bisogno di voi per questa missione! Anna, hai visto che bravi? Abbiamo fatto proprio bene a chiamare la commissione ACR Vivi. Sì, veramente. Ma grazie anche al nostro super Don Paolo che ci hanno aiutati a capire cos'era questa missione. Eh sì, Benedetta, in questi mesi all'ACR e anche oggi attraverso i giochi della festa abbiamo imparato come, dove e soprattutto quali sono le buone notizie che ognuno di noi deve diffondere. Eh sì, e lo dobbiamo fare in ogni momento della nostra vita. A casa, a scuola, in oratorio, in famiglia, con gli amici, sempre. Quindi dai, cominciamo, andiamo a diffondere queste notizie. Beh, ma aspetta, Benedetta, prima di partire dobbiamo salutare e ringraziare. Sì, è vero, hai ragione. E beh, allora ringraziamo tutta la commissione ACR e Don Paolo. Che ci hanno aiutate a organizzare questa bellissima festa. Poi ringraziamo la parrocchia di Cordignano con Don Claudio e Don Paolo che oggi ci hanno ospitato. E ringraziamo il nostro Vescovo Corrado e il nostro Presidente Enrico per i bellissimi messaggi che ci hanno lasciato. Grazie poi a Federico, alla Tenda TV che ci hanno permesso di riunire tutta la diocesi. E poi il grazie ultimo, ma il più grande grazie, va a voi ragazzi e ai vostri educatori responsabili. Oggi avete partecipato a questa festa e soprattutto i vostri educatori l'hanno organizzata con noi. Grazie! E beh, grazie anche alla CL Rock, quindi ora proprio sulle loro note ci salutiamo. Scusate. E mi permetto di dire un grazie alla Benedetta e alla Anna che sono le responsabili diocesane ACR che hanno vissuto la loro prima festa degli incontri.
tiro. Ho preso tutto, ho messo anche la brillantina e ora in bicicletta proverò a cantare. Il canto fa così, ACR Rock. Canta l'animatore, ACR Rock. Quando di buon umore, ACR Rock. Quando tu quando sei, ACR Rock. Con una rimbocca, ACR Rock. E se sei tu, canta anche tu, ACR Rock. Sei contro di ACR, fantasia non c'è. L'animatore non sa cosa fare. Tu mettiti in cerca a battere le mani e poi con la chitarra prova un po' a cantare. Il canto lo sai già, ACR Rock. Canta l'animatore, ACR Rock. Quando di buon umore, ACR Rock. Canti tu quando sei, ACR Rock. Con una rimbocca, ACR Rock. E se sei tu, canta anche tu, ACR Rock. La scuola il professore vuole interrogare e tu hai paura perché niente sai. Con tutti i tuoi compagni mettiti a